Inadeguato, inconsistente, inoperativo. Mi verrebbe quasi a segnalarlo dal programma Chi l'ha visto. Sto parlando del ministro Franceschini, teorico ministro del turismo. Ora, in questo momento è impegnato a parlare di sommi problemi a livello internazionale su base politica, ma non sta parlando di turismo. Un turismo che, ricordo, muove circa il 20% del PIL nazionale. Un turismo che probabilmente è l'unico settore italiano che ha grandi potenzialità di crescita e sviluppo. Il turismo che oggi è l'ultimo ruota del carro. Il turismo che oggi non ha ancora una visione di quello che sarà il suo futuro. Non ci sono ipotesi di rilancio, non ci sono proposte programmatiche, tutto il comparto, diretto e indiretto, è completamente chiuso e lasciato in balia di se stesso. Il turismo, badate, non è soltanto incoming, cioè far arrivare persone dall'estero in Italia, ma è anche muovere gli italiani in Italia e gli italiani all'estero. Chi muove questo comparto sono i tour operator e le agenzie di viaggi. Guardate, ci sono circa 9.000 agenzie di viaggi, quindi un 18.000 operatori impegnati in questo settore e muovono più o meno, tra le agenzie, le holding, eccetera, eccetera, circa 60 miliardi all'anno. I mesi produttivi per le agenzie sono marzo, aprile, maggio e giugno. Oggi sono mesi che, come sapete, sono completamente azzerati. Tutto è fermo. Lo Stato ha pensato bene però di proporre di fare dei prestiti magari per pagare delle tasse che non ha bloccato, o meglio, che non ha chiuso, le ha semplicemente posticipate. Caro governo, caro ministro Franceschini del turismo, servono proposte, servono idee concrete. Se vogliamo far partire questo mercato e non lasciare a casa 18.000 persone e creare nuovi poveri, bisogna fare qualcosa. Idee? Ne abbiamo date tante. Finanziamenti a fondo perduto in relazione al fatturato. È indispensabile strutturare un nuovo sistema fiscale per una tassazione a zero per le start-up e una flat tax attorno al 20% per tutte le piccole e medie imprese. E cosa importante, bisogna penalizzare le OLTA, cioè le OLTA sono quelle famose società di prenotazione online con sedi nei paradisi fiscali, tipo l'Olanda. Vogliamo continuare a dare questi soldi all'Olanda o cercare di incentivare il mercato interno e fare in modo che i soldi rimangano a casa? Bene, oltre a questo, però la cosa importante per i prossimi anni sarebbe quella di creare un sistema che permetta al cliente di poter scaricare le spese turistiche. In questo modo si creerebbe un'economia circolare e i vantaggi sarebbero per tutti. Il cliente sarebbe assolutamente maggiormente tutelato e assistito perché avrebbe dei professionisti che lo assisterebbero, le strutture ricettive potrebbero contare sulle professionalità degli agenti di viaggio, l'economia sarà quindi circolare e i soldi rimarranno a casa e non vanno nei paradisi fiscali tipo l'Olanda, quella famosa Olanda che sta bloccando tutto da altre parti. Gli stessi clienti troveranno un beneficio a spendere i loro denari direttamente presso le agenzie di viaggi perché questo li porterà a poter scaricare le stesse spese. Caro Franceschini, invece di concentrarsi sulla politica e sui summi principi della politica di governo internazionale, pensi a ciò che noi la stiamo per quello a cui non le stiamo pagando. Noi le stiamo pagando perché le faccia il ministro del turismo e quello deve fare. Il tempo del politicamente corretto è finito. Noi non abbiamo più tempo. E comunque ricordiamoci che se il mondo del turismo salta, altro che l'Italia sedesta, l'Italia sedespa.